dalla Guardia di Finanza e dalla Procura di Trieste contro i narcotrafficanti colombiani, 4 tonnellate di cocaina sequestrate, 38 persone arrestate in tutta Europa, blitz anche nel veneziano. Momenti di tensione e paura tra i clienti e il personale di un supermercato di Fossò. 2 rapinatori armati di pistola hanno fatto irruzione nel tardo pomeriggio di ieri, facendosi consegnare il denaro in cassa. Serve una linea dura, lo pensa il senatore veneziano Ferrazzi sulla questione baby gang, mentre il sindaco di Jesolo continua a chiedere forze in più che non arriveranno nei numeri necessari. I ragazzi della scuola media a Manuzio hanno presentato il progetto realizzato su ambiente, inclusione e legalità a 30 anni dalla morte di Giovanni Falcone. Una nuova sfida sui social. TikTok invita a baciare una ragazza in sovrappeso, la circolare della polizia postale nelle scuole per monitorare il fenomeno. Prosegue a Venezia la mobilitazione per le 8 famiglie di San Pietro di Castello che dovrebbero lasciare la propria casa per far posto a una foresteria. Una scuola per attori a Venezia, sceneggiatori a Padova e tecnici a Treviso. Il progetto del Teatro Stabile del Veneto annunciato ieri sera per la prima volta al ring dal presidente Giampiero Beltotto. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. E dunque partiamo dall'operazione Geppo 2021, l'indagine della Guardia di Finanza coordinato dalla Procura della Repubblica di Trieste, che ha portato all'arresto di 38 persone in tutta Europa per spaccio di cocaina. Davvero incredibile il quantitativo sequestrato, 4 tonnellate e 300 kg di sostanza, il più grande sequestro mai effettuato in Europa negli ultimi decenni in termini di stupefacenti, indagine che ha coinvolto anche il territorio veneziano. Fuori le armi, tir bloccato e corriere della droga in manette. Più di 4 tonnellate di cocaina sequestrate insieme a 2 milioni di euro in contanti, oltre che i mezzi per il trasporto dello stupefacente. 38 misure cautelari in tutta Europa, di cui 11 in Italia. Operazione Geppo 2021, così si chiama l'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trieste con la Direzione Investigativa Antimafia, in collaborazione con la Polizia Nazionale di Spagna e le autorità colombiane e statunitensi. Un duro colpo è stato sferrato al clan del Golfo, organizzazione di narcotrafficanti colombiana che conta più di 500 soldati dediti al controllo del territorio e che facevano viaggiare la cocaina dalla Colombia fino all'Europa. La prima base di scalo a livello logistico era Madrid, poi la droga arrivava in tutte le altre piazze del vecchio continente. Gli investigatori, grazie a 3 agenti infiltrati all'interno del cartello della droga, sono riusciti a guadagnarsi la fiducia dei boss per poi arrivare all'arresto di 38 persone. Parlare di 4 tonnellate e 300 kg di cocaina non è cosa che avviene abitualmente, ma l'importanza maggiore è nel fatto che siamo riusciti ad eseguire 19 consegne controllate, quindi trovando altrettanti corrieri e altrettanti broker disposti a trattare, e non è facile in questi casi. Normalmente anche grandi sequestri avvengono con l'arresto di 1 o 2 persone che sono i primi che si presentano, gli altri, diciamo, candidati acquirenti spariscono perché mangiano la foglia. La cocaina veniva occultata e trasportata dai corrieri in vari contenitori, forni a microonde, borse e sacchi di juta, piuttosto che occultata in zone boschive o stipata nei vani nascosti dei vari furgoni. Aiello del Friuli, Bagnari Arsa, Preganziol, Verona, Peschiera del Garda e Viterbo, dal Friuli Venezia Giulia al Veneto al Lazio. Questi sono solo alcuni dei luoghi in cui sono avvenute le compravendite della cocaina, con i relativi sequestri e arresti. L'indagine prosegue e non dimentichiamo che ci attendiamo anche le iniziative difensive che da oggi cominceranno. Oggi l'indagine prende forma palese dopo essere stata per poco più di 1 anno in forma occulta. Da oggi dobbiamo sempre ricordarci che siamo in fase di indagini preliminari, va a conoscenza delle difese tutto quello che abbiamo accumulato e ci aspettiamo con serenità anche il loro contributo. La droga arrivava in Olanda, Italia, Slovenia, Albania, Croazia e altri paesi. Veniva poi gestita dai gruppi criminali locali, tra cui l''ndrangheta in Calabria. I narcotrafficanti avevano acquistato cocaina per 96 milioni di euro per poi immetterla nel mercato europeo. Solo in Italia i proventi della vendita si sarebbero aggirati attorno ai 240 milioni. La droga, quando partiva dalla Colombia, era già formalmente sotto sequestro grazie al lavoro degli agenti infiltrati. Era già sequestrata, i venditori colombiani si fidavano della persona interposta che assicurava che l'avrebbe caricata sulla nave. La persona interposta aveva un furgone che è stato fornito sempre da noi, diciamo, dall'organizzazione delle forze sane, diciamo così, e che invece l'ha fatta arrivare in Italia in tutt'altro modo.
Ora veniamo alla cronaca invece di queste ultime ore, con i momenti di tensione e paura che si sono vissuti tra i clienti e il personale di un supermercato di Fossò. 2 rapinatori armati di pistola hanno fatto irruzione nel tardo pomeriggio di ieri, facendosi consegnare il denaro in cassa. Erano in 2, entrambi col volto nascosto da una mascherina anti-Covid ed il cappuccio del Keyway calato in testa. Uno si è fermato all'ingresso, non facendo più entrare o uscire nessuno. L'altro si è diretto verso l'unica cassa aperta con una pistola in pugno. Erano circa le 18:30 quando la coppia è entrata in azione al PRI di via Provinciale a Fossò. In quel momento il supermercato non era particolarmente affollato. Sono stati attimi di forte tensione. Il rapinatore, che appariva piuttosto nervoso, ha intimato con accento veneto la consegna del denaro, un bottino modesto visto che l'incasso della giornata era già stato versato. Non se lo aspetterebbe nessuno, penso, è che sicuramente il periodo è quello che è, credo che tanti siano comunque in difficoltà e tentino il tutto, purtroppo. Fa strano perché si dà per scontato, insomma, che ormai, infatti abbiamo appena fatto la battuta al supermercato, vanno ancora di moda le rapine perché però sì, non è un buon sentore, insomma. Se si ritornano a queste cose, probabilmente i tempi non sono poi così rosei come ce li descrivono. Forse non andrà proprio tutto bene, come continuano a dirci da tanti anni. Sicuramente non è una bella cosa. Comunque è successo anche a me di avere una rapina, abito in queste zone vicine, per cui insomma... Nella sua abitazione o un negozio? No, nell'abitazione, per cui so che comunque girano queste zone, non è la prima volta che si sente. Chiedele cosa era successo. E mi sono entrati, hanno aperto una finestra facendo un foro a fianco alla maniglia e mi hanno aperto, mi hanno fatto leva con qualcosa di ferro e sono entrati. Lei era in casa? Ero in casa di notte. I rapinatori sono poi scappati in direzione Campo Nogara in sella ad uno scooter. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Altro tema, perché anche nelle scuole del Veneto arriva la circolare del Dipartimento della Polizia Postale che invita a monitorare il fenomeno di una nuova sfida sul social TikTok: toccare o baciare una ragazza in sovrappeso. Sono evidenti gli elementi di bullismo e body shaming. La sfida dovrebbe iniziare il 21 giugno e i giovani che aderiranno posteranno sui social le foto di un bacio o un abbraccio con una ragazza appunto in sovrappeso. L'invito agli istituti è di monitorare la situazione. Docenti e presidi si metteranno all'opera con interventi mirati a sensibilizzare gli studenti per far capire quanto una cosa del genere possa essere dannosa per le loro coetanee. Serve una linea dura, lo pensa il senatore veneziano Ferrazzi sulla questione baby gang, mentre il sindaco di Jesolo continua a chiedere forze in più che non arriveranno però nei numeri necessari. Sono questioni inaccettabili che afferiscono alla libertà e alla sicurezza delle persone, a partire dalle nostre figlie, dei nostri figli, e quindi su questo non si può transigere, bisogna avere la mano dura, bisogna intervenire con forza. I ragazzi che compiono atti di questo tipo, e spesso le baby gang sono anche femminili, peraltro non solamente maschili, devono sapere che ci sarà una risposta secca e che pagheranno le conseguenze dei loro atti. Dopodiché certamente c'è tutta una serie di altri interventi, ma il primo passo è una risposta dura, omogenea da parte di tutti. Anche il senatore veneziano Ferrazzi concorda con una linea dura da adottare per punire i giovanissimi, che soprattutto negli ultimi giorni si sono resi protagonisti di episodi di vandalismo e violenza, da Peschiera del Garda con i fatti del 2 giugno alle baby gang nuovamente protagoniste a Jesolo. Motivo per cui il sindaco Zoggia ha chiesto da subito maggiori forze dell'ordine in campo, invece che da metà luglio, ma è uscito sconfortato dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza tenutosi oggi. La richiesta al prefetto Zappalorto è di almeno 100 uomini in più, ma non sarà così. Sembra infatti che arriveranno a Jesolo almeno 10 carabinieri con finanzieri e con un numero ancora non precisato di agenti di polizia, ma che, ha ribadito Zoggia, arriveranno tardi e senza conoscere la città. Con questi numeri, dice, controllare il territorio diventa impossibile, anche col presidio fisso della polizia locale nei punti nevralgici. I ragazzi invece della scuola media Manuzio hanno presentato il progetto realizzato su ambiente, inclusione e legalità a 30 anni dalla morte di Giovanni Falcone.
ragazzi della scuola media di Mestre Aldo Manuzio hanno presentato l'esposizione Land Art ed Ecologia del Cuore, frutto del lavoro svolto durante l'anno sui temi dell'ambiente, dell'inclusione e della legalità, nel 30° anno dalla morte del magistrato Giovanni Falcone. Presenti varie autorità, in primis il prefetto Zappalorto. Che questo dimostra che la scuola non è solamente un contenitore, non è solamente uno spazio di crescita che riguarda la trasmissione di saperi e di conoscenze, ma è anche un modo per avvicinare i ragazzi alla vita vera, con degli insegnamenti importanti che abbiamo trasmesso anche in tanti eventi che ci hanno riguardato proprio in questi giorni. Siamo stati partecipi di una lezione, un insegnamento di vita da parte del magistrato proprio recentemente in Sala Candiani, e i ragazzi hanno apprezzato davvero queste tematiche. Noi come amministrazione non possiamo essere che sensibili a questo tema. Il progetto, che la scuola è riuscita ad aggiudicarsi insieme a poche altre in Italia e che si aggiunge a un più ampio in corso da anni nell'istituto, si è articolato in laboratori che hanno consentito ai ragazzi di approfondire queste tematiche. Abbiamo imparato il ciclo delle stagioni attraverso appunto l'orto scolastico, abbiamo partecipato a degli eventi sia con i magistrati, visita dell'aula bunker, abbiamo fatto tutta una serie poi di riflessioni che sono state portate in classe con l'ausilio degli insegnanti. C'è il padiglione acqua, aria, terra e fuoco. Nella zona del campo di pallacanestro è stato allestito uno spazio dedicato all'Avapo, l'Associazione Volontari Assistenza a Pazienti Oncologici di Mestre. E poi il padiglione La Giustizia adotta la scuola, in cui i ragazzi hanno raccontato l'esperienza e la legalità vissuta durante l'anno, con la piantumazione degli alberi dedicati a Giovanni Falcone. Voi bimbi che oggi giocate, domani sarete voi adulti. Piantateci ovunque milioni, più verde la terra e più pura. Credo che siano anche loro che danno una mano a noi. Noi dobbiamo ascoltare fondamentalmente. Il nostro accompagnamento è ascoltare e fare, perché sono loro che con disarmante semplicità ci mettono di fronte alle situazioni. Ora andiamo a Castello, a San Pietro di Castello, perché prosegue la mobilitazione per le 8 famiglie che dovrebbero lasciare la propria casa per far posto a una foresteria. Per diversi secoli, fino al 1807, la Basilica di San Pietro di Castello fu cattedrale del Patriarcato di Venezia. Oggi quest'area tra l'Arsenale e Sant'Elena è un suggestivo quartiere residenziale. Il suo decentramento l'ha preservata come una delle pochissime zone ancora tipicamente veneziane, risparmiate all'assalto turistico che altrove ha azzerato la residenza. O almeno lo era fino a qualche mese fa. L'ex caserma Sanguinetti a Sant'Anna è passata una delibera di giunta in giunta che prevede di assegnare queste 2 grandi aree a una società francese che intende utilizzare questi 2 grandi comparti per fare 4.000 metri quadrati di foresteria, un ristorante, un centro benessere, e questa cosa si ripete a Sant'Anna. Dentro alla caserma abitano 8 famiglie, queste 8 famiglie vengono mandate via. Tra chi si è mobilitato per queste 8 famiglie c'è il gruppo di Tutta la città insieme. Abbiamo posto l'attenzione a San Pietro di Castello attraverso le azioni più varie, cioè assemblee pubbliche, attraverso incontri pubblici di illustrazione dei progetti, attraverso l'incontro degli abitanti che dovrebbero sloggiare. Abbiamo avviato una petizione che già ha raccolto quasi 1500 firme. Una petizione che già include anche una soluzione, un'ipotesi, perché naturalmente non è solo la protesta, ma c'è anche la proposta. Una proposta che sta preparando un gruppo di architetti. Sabato poi ci saranno le premiazioni di Obiettivo Castello, un concorso fotografico promosso proprio per allargare la conoscenza della vicenda. Immaginiamo appunto sia i residenti attuali lì, ma immaginiamo anche nuova residenza, e quindi ragazzi giovani che studiano il territorio, che studiano specificamente l'area, perché l'area è un'area archeologica e quindi area di scavo, area di restauro, area di laboratorio a livello di catalogazione, insomma tutte quelle professioni che oggi sono per i ragazzi pane, e quindi per noi il lavoro e la residenza sono le cose fondamentali per la nostra città. Città da ripensare anche nel corso di una serie di incontri tra Mestre e Venezia. Città da ripensare anche i possibili progetti che si potrebbero intraprendere per migliorare la vita dei residenti.
Al centro di Mestre, se vogliamo avere una città più bella e più vivibile, devono esserci i parchi che ci sono, ma invece rischiano di essere un po' distrutti, tipo San Giuliano, e bisogna avere sempre al centro della città il fiume Marzenico, che è sparito, è come se non ci fosse. Nuove idee per iniziare a immaginare una città diversa. Progetti, desideri, ambizioni e aspirazioni. Il dibattito è aperto nel ciclo di incontri La Grande Venezia, 2 al Candiani e 1 alla Scoletta dei Calegheri. L'importante però è uscire dal singolo punto di vista, perché nonostante la fusione di 8 comuni che generò i confini attuali del comune di Venezia stia per compiere un secolo, ciò che spesso appare mancare è una visione ampia e sistemica di un territorio vasto e complesso. Ampliando la visione, quindi creando una visione prospettica, quindi estesa, quindi inclusiva, entra di tutto, quindi entrano molte più cose. La cosa interessante è andare a vedere se l'asse del focus, il focus si sposta, quali sono gli elementi che emergono. Negli incontri ci saranno anche film per introdurre approcci differenti ai temi che la città pone. La tematica d'altronde è enorme perché spazia dall'urbanistica alla socialità. Dove dovrebbe andare questa città? Dovrebbe essere vivibile e diventare una cosa felice. Una cosa felice vuol dire che io posso andare in bicicletta per la città senza rischiare di andare sotto la macchina o nelle rotaie del tram. L'altro problema è l'inquinamento, che Venezia nel suo complesso e Mestre è pesantissimo. Questo non ci aiuta a essere felici, ci aiuta a altre cose. Ora parliamo di sanità. L'Ulstra Serenissima si amplia e rinnova con ambulatori speciali e ospedali intermedi per ricoverare i pazienti che hanno meno bisogno di cure ma ancora non possono essere dimessi. Rivoluzione nell'Ulstra Serenissima. Nel piano regionale ci sono 24 strutture distribuite in provincia, 12 ospedali di comunità e altrettanti case della comunità. Dei primi alcuni sono già in funzione, altri invece saranno attivati prossimamente. Per le seconde è tutta una novità. L'obiettivo è quello di realizzarle entro la fine del 2026, il termine indicato per l'uso dei fondi del PNRR attraverso cui saranno finanziate con 35 milioni di euro. Per quanto riguarda gli ospedali di comunità, si tratta di luoghi di degenza intermedia, dove il paziente ricoverato non è più un malato acuto, ma non sta ancora così bene da poter tornare a casa. Le case della comunità invece sono una novità. Una sorta di maxi ambulatorio contenente più servizi, che fungeranno da primo punto di riferimento per la popolazione e che dovrebbero essere aperte 24 ore su 24. Ora parliamo invece di teatri. Ieri sera a Ring Giampiero Beltotto, presidente dello Stabile del Veneto, da qualche giorno ritornato a essere teatro nazionale per decisione del Ministero della Cultura, ha annunciato per la prima volta un progetto ambizioso che coinvolgerà i 3 centri principali del Veneto. Primo, una scuola di attori e registi a Venezia. Secondo, una scuola e un corso importante di sceneggiatura per i teatri, di drammaturgia a Padova. Terzo, una scuola per l'artigianato del teatro a Treviso. Il progetto è ambizioso e unico in Italia. Non solo il teatro che si mette in scena, ma anche il teatro come fucina di nuovi talenti. L'asso, in anteprima Ring, viene calato dal presidente Beltotto a pochi giorni dall'annuncio ufficiale del ritorno del Teatro Stabile del Veneto in Serie A, nella ristretta cerchia dei teatri nazionali. Mettere insieme, in fila queste cose, in modo tale che il teatro ritorni a essere un luogo vivo, un'impresa viva. Una tripla scuola, un triplo corso per mantenere viva la cultura teatrale. Attori a Venezia, sceneggiatori a Padova, tecnici artigiani a Treviso. Artigianato vuol dire anche la tecnologia. Certo. Cioè dobbiamo arrivare a un uomo solo che governi il palcoscenico. La tempistica autunno. Il progetto è già in opera. Prestigiosi insegnanti pronti a formare nuove generazioni. Con la Regione del Veneto è già partita. Noi abbiamo un rapporto con l'assessore Donazan straordinario. È il tempo di mettere giù un po' di sane fondamenta. Io penso ottobre-novembre dovremo annunciare. Parlavo con Irene Bruck, che è una donna di teatro importante, internazionale, che verrà certamente a dispensarci il proprio sapere. Nel frattempo sta per essere annunciata l'attesa stagione 2022-2023. Un teatro stabile pieno di entusiasmo, idee, novità e tradizione. Essere ritornati in Serie A aiuta, ma, sottolinea Beltotto, servono risorse.
quando mi è stato detto dobbiamo tornare a essere teatro nazionale, io ho cercato di dissuadere un po' tutti. Ho detto guardate, se noi diventiamo teatro nazionale, cosa che non è impossibile, ma non perché ci sono io, ma perché c'è una squadra straordinaria, quindi è possibile che ce la facciamo, poi ci iscriviamo a un club ristretto. Per iscriverci è un nulla e poi però bisogna rimanerci. Per giocare in Serie A ci vogliono i soldi, dobbiamo fare un po' come quelle squadre di provincia che sono state brave, hanno investito bene, hanno investito nei campioni veri, ma soprattutto in una società sana. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati in nostra compagnia. Tra poco le previsioni del tempo, poi l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Una buona serata, arrivederci. Benvenuti al meteo. Anticiclone ancora debole, bel tempo in giornata, instabilità poi che culminerà in serata. Vediamo il dettaglio di mercoledì 8 giugno. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, con tanto sole e con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Verso sera e soprattutto nella notte tra mercoledì e giovedì più nubi con piogge anche piuttosto diffuse. Temperature in lievissimo calo, minime tra 15 e 18 gradi, massime comprese invece tra i 26 e i 30 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo un ampio soleggiamento, qualche addensamento in corrispondenza dei rilievi, temporali poi in nottata. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime sui 27 e 29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui prevalenza di sole ovunque, più nuvoloso con il passare delle ore con qualche rovescio. Temperature minime intorno ai 15 gradi, massime infine sui 27 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.